Ciao Daniela, oggi siamo al Circolo Tennis Scaligero e presentiamo un'iniziativa che coinvolge Ippocampo, Tennis Scaligero appunto e DK Events insieme per portare il tennis alle famiglie e ai ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Un progetto molto particolare che adesso andiamo a vedere insieme ai protagonisti. Ippocampo APS è un'associazione di promozione sociale nata da un impellente bisogno scaturito da questi anni di pandemia, a supporto di tutto il comparto medico infermieristico che si è dato un sacco da fare per tutti noi, e in particolare ci occupiamo di fragilità legate allo spettro dell'autismo grazie al supporto di un comitato scientifico di cui il coordinatore è il professor Leonardo Zoccante del Centro Regionale dei Disturbi dello Spettro dell'Autismo di Verona. Ippocampo APS ha iniziato la sua attività proprio con questo progetto dedicato ad una disciplina che è il tennis, e ha trovato subito il favore di VK Events, organizzatori degli internazionali di tennis qui a Verona, e del Circolo Scaligero che ci ospita. DK Events e Ippocampo si sono trovati come per sviluppare questa iniziativa? Ma casualmente, ma spesso le cose casuali, quando poi dietro c'è un animo sincero e volenteroso di fare, il caso li metti insieme. E quindi ci siamo conosciuti, ho conosciuto il presidente, ho conosciuto Alice, con questo desiderio di aiutare le famiglie e i ragazzi affetti dallo spettro autistico. Proprio in quei giorni stavamo organizzando il primo Challenger internazionale a Verona l'anno scorso. È nata la provocazione, conoscendo poi il professor Zoccante: ma avete mai pensato al tennis come applicazione terapeutica per? E siccome non era mai stato pensato, ci siamo messi ognuno nel suo campo di competenza a studiare la vicenda. Il professor Zoccante ha ritenuto che ci fossero gli elementi per fare un test scientifico in questo senso. Noi ci siamo messi all'opera a trovare i campi, a trovare gli istruttori specializzati che potessero assistere adeguatamente i ragazzi, e tutto è partito. Presidente, il tennis sta vivendo un momento d'oro. Qui però si parla di tennis in modo diverso, un veicolo per aiutare chi è in difficoltà. Sì, il tennis è già stato, a dire la verità, un veicolo, perché se guardate abbiamo anche il tennis in carrozzina che praticamente ha avuto un grande successo. Ci sono parecchi giocatori di tennis in carrozzina che stiamo facendo dei tornei anche ad alto livello, per cui il tennis effettivamente è anche uno sport che aiuta sicuramente la gente a usare la testa, e questo va bene proprio per chi ha delle problematiche di un certo tipo. I ragazzi vengono qui, imparano a giocare a tennis, ma soprattutto imparano a stare insieme, che non è così scontato, soprattutto per i ragazzi con la sindrome dello spettro autistico. Cerchiamo con Ippocampo appunto non solo di curare l'aspetto tecnico, ma soprattutto l'aspetto di relazione umana, sociale. La parola Ippocampo è una parola polisemica, e uno di questi significati si rifà proprio all'araldica civica, e quindi è un nostro impegno cercare di dare a questi ragazzi un ambiente sociale che sia loro favorevole e che li accolga nel migliore dei modi. Prossimi obiettivi sono quelli di spaziare con altre discipline, perché questo è solo un primo step con i fedelissimi legati alla disciplina del tennis, ma ci auguriamo che altri circoli, altre associazioni sportive vogliano fare un percorso con noi, e noi siamo assolutamente disponibili a mettere le nostre conoscenze al loro servizio, al servizio dei maestri, in modo che possano e degli allenatori, in modo che possano accogliere questi ragazzi davvero nel migliore dei modi. Alice, chi volesse sostenere e aiutare Ippocampo in queste iniziative, come può fare? Ci potete trovare su Facebook, Ippocampo APS Verona, e potete donarci il vostro supporto sia anche in termini di tempo, perché abbiamo bisogno anche di forza lavoro, altrimenti a partire da subito potete donare, e trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook. In più, a partire dal 2023 saremo anche in grado, dopo l'iscrizione al RUNTS, di accogliere anche il 5 per 1000. Quindi potrete donare il vostro 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Ippocampo APS.